ricordato di quando ho vissuto in Francia. Sono una donna che si è esposta a tante emozioni, a tanti cambiamenti nella vita. Ogni volta che mi piaceva fare una cosa l'ho fatta, prendendo delle mazzate incredibili, ma queste mazzate erano veramente poi anche delle grandi lezioni di vita. Ci sono state delle cose che sono andate molto bene e delle altre cose che invece mi hanno fatto soffrire terribilmente. Aspettate che c'è una cosa, ecco, vi saluto, ma è tutto. Ciao Jessica, grazie. Quello che naturalmente molti di voi sanno già è che sono una musicista, nasco così, io insomma da bambina, avevo 5 anni, volevo già suonare, cantare. Quindi quando in realtà mi ha detto quando ho creato un movimento di sensibilizzazione, no, io non è che proprio l'ho creato, è una di quelle cose che ho detto che figata andare tutte vestite di rosso, almeno in 100, al cimitero monumentale di Staglieno. Cioè, io ho visto questa cosa nella mia testa e l'avevo voluta realizzare e ho iniziato subito a chiedere a tutti quanti come facevo ad arrivare a Staglieno, al cimitero, con 100 donne vestite di rosso. E quando mi metto in testa di fare una cosa non mi smuove più nessuno. E ce l'ho fatta, sono arrivata appunto ad avere 100 donne al Pantheon, non so quanti di voi conoscono il Pantheon, è straordinario. Ed è lì che ho capito la valenza in realtà di avere anche con me la bellezza. Io sono ispirata dalla bellezza, ecco perché oggi ho voluto in realtà la maggior parte delle intervenute sulla cultura proprio. Perché a me emoziona la bellezza, emoziona l'arte e credo che tutti noi siamo emozionati dall'arte e dalla bellezza, non ci lascia indifferenti questo. Pertanto è fondamentale ricominciare dalle basi, a mio modo di vedere, il rispetto, che chiaramente è fondamentale per tutte le relazioni, declinato proprio in tutto il vivere sociale. E parlo non solo della coppia, parlo anche tra di noi, parlo del vicino di casa, parlo di un'opera d'arte. Dietro quell'opera d'arte non c'è solo un'immagine, ma c'è il lavoro di una persona, la creatività. È fondamentale rispettare e apprezzare il lavoro altrui, qualsiasi esso sia, con grande garbo e con grande rispetto. Questo è quello che mi hanno anche insegnato i miei genitori. Io ho un imprinting, inizio così, l'imprinting mio è stato già nel pancione di mia mamma. Io sono stata concepita a Susa e sono nata a Genova. E allora dico, io l'imprinting era già che in pancia viaggiavo. E quindi ecco il motivo per cui mi sono sempre esposta a viaggi e a relazioni con gli altri, perché incontrare un'altra persona è incontrare un mondo che ti fa crescere incredibilmente. Si impara di più attraverso un racconto di una persona piuttosto che magari andare a fare turista da qualche parte, perché il turista magari lo facciamo confezionato. Ecco perché poi ho lavorato in tante parti e quindi non solo in Italia, ma io ho lavorato in Francia, ho lavorato in Inghilterra, ho lavorato in Germania, ho lavorato in Marocco, in Tunisia, ho conosciuto veramente anche come lavorano loro. Quindi lavorare in che senso? Facevi la musicista? No. Ecco il mio grande cruccio, ce l'ho la cruccio. Perché? Perché un po' i miei genitori non volevano. Noi non siamo cresciute nell'epoca in cui era obbligata a fare la velina oppure fare la cantante. No, era quasi ritenuto un problema. Avere un artista in casa era problematico. E qui... Barbara Borsotto, imprenditrice, ospite anche oggi qui a questa presentazione del libro di Alessia Cotta-Ramusino. Parliamo di Atelier di Alta Moda Daphne qui in Sanremo. Sì, fra l'altro con Alessia ci siamo già viste 3 festival passati, perché aveva fatto una sua performance nel nostro museo della moda e del profumo in via Matteotti. Il nostro brand nasce per volontà della mamma, che porta il nome dell'Atelier Daphne. Lei decide di fare la sarta perché le dà
dava libertà di pensiero e indipendenza economica, per cui io e mia sorella siamo cresciute con questi ideali e oggi portiamo avanti l'atelier di famiglia. Abbiamo creato una collezione particolare che è scarpette rosse, fra l'altro oltre a dare una parte del ricavato ai centri antiviolenza, questi foulard sono orlati dalle case rifugio e dalle case circondariale, per cui un modo di fare moda, di portare avanti l'artigianato ma con dei concetti etici. Quindi chiuderei, veramente intanto ringraziamo, e chiuderei con questo bel foulard, un close up sul foulard che fa parte proprio del vostro brand. Grazie Barbara. Grazie a voi. F Festival. F Industrial.